casa è quello che con forza ha detto oggi il presidente Zaia di fronte ai numeri che vedono in Veneto superati 1000 contagi. Se non si rallenterà il contagio, ha spiegato, per metà aprile i veneti positivi al coronavirus saranno 2 milioni. Sanità trevigiana sotto pressione nei giorni del picco di coronavirus, un invito a portare pazienza arriva dal direttore Benazzi, visite ed esami non urgenti se possibile rinviateli. La Regione del Veneto ha avviato una raccolta fondi da destinare alla sanità veneta, un sostegno agli ospedali in questi giorni di emergenza sotto pressione. L'aeroporto di Treviso va verso un fermo temporaneo in attesa di comunicazioni ufficiali, lo scalo è deserto, ultimi voli per l'estero, clima sempre più surreale. Sono sempre di più i negozi che hanno deciso di abbassare le sale cinesche per tutelare la salute pubblica, chiusi anche diversi hotel, mentre molti comuni hanno sospeso i mercati settimanali. Orgogliosi di voi, grazie, è la scritta apparsa in uno striscione affisso all'ingresso dell'ospedale di Conegliano. Sono estremamente commosso, ha detto il direttore generale dell'Uso 2 Benazzi. Incendi in un'abitazione di San Zenone degli Ezzelini, le fiamme hanno avvolto un ricovero attrezzi adibito anche a Legnaia, scoppiata una bombola di gas, paura anche nell'azienda confinante. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Siamo in attesa dei dati aggiornati relativi ai contagi. In Veneto contagi che, stando ai dati dell'aggiornamento di questa mattina, avevano superato quota 1000, per esattezza 1023 positivi in Veneto, con un più 110 rispetto all'aggiornamento di ieri sera. Per quanto riguarda Treviso, il dato parlava di 185 casi positivi, più 27 rispetto a ieri sera. In totale sono 262 in Veneto le persone ricoverate, purtroppo sale anche il numero dei decessi, siamo a 30 persone che hanno perso la vita con coronavirus. Come detto, siamo in attesa dei dati aggiornati a questa sera, che arriveranno con il consueto bollettino da parte della Regione Veneto. Dati davvero allarmanti che hanno portato il governatore Zaia oggi ad usare toni mai sentiti prima durante una conferenza stampa. Toni forti, decisi e con un invito che non può essere inascoltato da parte dei veneti. State a casa, lo ha ripetuto più volte il governatore Zaia, perché ha detto: se non si rallenterà il contagio, per metà aprile i numeri dicono che i veneti positivi al coronavirus saranno 2 milioni. I veneti devono capire che devono stare in casa. I veneti devono capire che la prima cura al virus siamo noi. I nostri modelli ci dicono che fra 5 giorni avremo un picco nelle terapie intensive. I nostri modelli ci dicono che se continuiamo così a non rispettare le regole, entro il 15 di aprile avremo 2 milioni di veneti contagiati. Divieti, restrizioni, appelli accorati, niente sembra bastare per chiarire ai cittadini che possono uscire di casa solo se strettamente necessario. E allora il presidente del Veneto Zaia arriva in conferenza stampa con un cipiglio completamente diverso. È informale anche nell'abbigliamento, niente cravatta, e soprattutto è determinato a farsi capire una volta per tutte. Allora, il vero tema è che dobbiamo richiamare tutti alla responsabilità. Alla responsabilità vuol dire di non andare i fine settimana al mare a fare passeggiate, di non andare nei centri commerciali, di non andare nelle piazze, di non andare in nessun posto che non sia il posto di lavoro o il negozio alimentari per approvvigionarsi di generi alimentari, o a stare a casa. Questo è l'appello che faccio ai veneti. Lo faccio con forza perché stiamo per entrare nell'area di turbolenza. Il peggio sta arrivando e che si vada incontro al blocco totale o meno la questione non cambia. Chi può si tappi in casa senza tante discussioni. Non avrei mai pensato di dire nella mia vita di invitare una comunità a non relazionarsi più, però è un sacrificio che dobbiamo fare. Questa è una emergenza che ci trasciniamo non per qualche settimana, per un bel po'. Stiamo facendo di tutto perché le curve non vengano rispettate rispetto ai modelli. Ci siamo riusciti fino ad ora, però adesso c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Meno persone frequentate, anche tra i familiari, meglio è. L'insidia è il positivo asintomatico,
che ha un R0, per usare un termine tecnico, di 2,4. Vuol dire che ogni persona positiva asintomatica riesce a contagiare 2,4 persone. Il rischio è quello di far collassare gli ospedali, il contagio va necessariamente rallentato, quantomeno diluito nel tempo. Abbiamo un piano di terapie intensive che stiamo ora dopo ora rafforzando, però ricordo che se i veneti ascoltino bene le mie parole e evitino di mandarmi commenti per spiegarmi di come è fatto il mondo e altre robe del genere. Guardiamoci nelle palle degli occhi. Se i veneti non seguono queste indicazioni ci svuotano gli ospedali, ma ci svuotano dei pazienti ordinari e li riempiamo di pazienti coronavirus. Fino ad oggi, a mezzogiorno e mezzo dell'11 marzo, così resta agli atti, la situazione, grazie a una macchina sanità che funziona, è sotto controllo. Però gli algoritmi, i modelli matematici ci dicono che al 15 di marzo l'incremento delle terapie intensive sarà radicale. Non possiamo puntare solo sulla fortuna, sul bel tempo o su boiate o su consigli per gli acquisti. No, bisogna stare a casa. Impossibile fare il tampone a tutti i veneti, solo il rigore e l'autodisciplina di ciascuno può dare un risultato per contrastare un'emergenza che durerà, dice Zaia, ancora per diverso tempo. E abbiamo bisogno di un grande atto di solidarietà, di responsabilità, di civiltà. Ce la facciamo, però dobbiamo uscirne con le ossa poco rotte. Per me sono già tante 29 persone che hanno perso la vita. Io ste robe non le voglio liquidare con è andata bene, perché è andata bene vuol dire morti zero. Non è andata bene, abbiamo già 29 persone che hanno perso la vita. E ieri sera è morto il secondo contagiato di Vo. Allora, oggi la partita passa in mano ai veneti. O stiamo a casa, voglio vedere le strade vuote, non andate alle cene degli amici, non fate come quando vediamo nei film, no? Che se ti vietano l'alcol allora metti la bottiglia nel cartoccio di carta perché così non vedono che bottiglia è. No, non facciamo i ritrovi familiari, non troviamoci a giocare a tombola con i parenti, niente. Ogni nucleo familiare deve restare isolato a casa sua. E un invito e un ringraziamento al mondo della comunicazione, diffondete questo messaggio. Qualcuno dice, ma si chiuderà tutto, se continua così sarà inevitabile che si chiuderà tutto. Finiamola di voler sempre cercare il titolo da metterci, se continua così si chiuderà tutto, perché saremo tutti con il virus. La verità oggi è che questo virus qui da noi fa più danni di qualsiasi peggiore influenza. Non è normale che muoiano 29 persone in 15 giorni, non è normalità. Un appello che deve essere ascoltato, messo in pratica da tutti senza scusanti, perché a rischio è la tenuta del sistema sanitario, lo dicono i numeri degli ospedali in questo momento in forte stress, sotto pressione. Anche la sanità trevigiana vive momenti difficili nei giorni del picco del coronavirus. Un invito a portare pazienza arriva dal direttore generale Benazzi, soprattutto per l'attività ordinaria. Massima attenzione poi per il focolaio nella zona di Conegliano. Tutte le altre patologie minori e tutte le visite programmate eccetera, sì, chiediamo ovviamente all'utenza di avere un po' di pazienza e casomai se non c'è l'urgenza vera di dilazionarli passato il periodo del 3 di aprile. Pazientare e se possibile rinviare le visite non urgenti in attesa che il picco passi e la macchina sanitaria ritorni alla normalità. Questo è un invito non tanto tra le righe del direttore generale Benazzi. Sono tanti cittadini ma anche sanitari a chiedersi se non sia il caso di sospendere o comunque rallentare le attività ordinarie dell'ULSS 2, interventi programmati ambulatoriali, fatte salve ovviamente le urgenze dalla cardiologia alla cura dei tumori. Sul fronte dell'attività ordinaria è la stessa ULSS 2 Marca Trevigiana ad attendere indicazioni generali da parte della Regione sulle linee da adottare a stretto giro di posta. Noi siamo parte di un holding regionale, quindi credo che questo lo decideranno gli esperti, gli epidemiologi, i nostri esperti virologi e noi quindi poi in base a queste indicazioni ubbidiremo.
Che siano giorni, ore concitate, nessuno lo nega. Lo stesso Benazzi è stato in visita alle tende allestite al Cafoncello, dove si effettua il pre-triage. Nei giorni del picco l'attenzione massima soprattutto verso i focolai presenti nella Marca. In principio era quello della geriatria, spento ma ancora attenzionato. Adesso a preoccupare è quello nella zona di Conegliano. Lo stesso vale per poi i casi che si sono creati a Conegliano legati a quel benedetto triangolo che è quello di Orsago, Sanfiore e Caneva, dove andavano a giocare a carte ed erano interessati più anziani, per cui anche qua l'indagine epidemiologica deve essere fatta e quindi spesso e volentieri vengono isolate delle persone proprio per prudenza e quindi sono tutti casi in più che si aggiungono. Intanto la Regione del Veneto ha istituito un conto corrente coronavirus donazioni con la possibilità di donare quello che si può, i soldi andranno proprio alla sanità, agli ospedali in un momento di forte stress. Vedete in sovraimpressione l'IBAN, la causale sostegno emergenza coronavirus intestato a Regione del Veneto. Intanto continuano su tutto il territorio provinciale, su tutto il territorio nazionale, i controlli perché vengano rispettate le misure previste nel DPCM. Oggi c'è stato un incontro in Prefettura Treviso tra il prefetto e le forze dell'ordine. È emerso che è sostanziale e diffuso il rispetto delle misure introdotte dai decreti, dei decreti del governo e la disponibilità della cittadinanza a conformarsi alle prescrizioni imposte. I vertici di polizia hanno poi informato che nell'attività di controllo sono impegnati anche ad informare la cittadinanza sulle più gravi conseguenze sul piano penale di un comportamento anche solo colposo non conforme alle previsioni del DPCM. Dunque anche chi crede di fare il furbo sappia che può dare ricorso anche a provvedimenti penali. La gente non ha capito la gravità della situazione, ha ricevuto molte segnalazioni di assembramenti di giovani ma anche anziani in piazza. A dirlo il sindaco di paese Katia Uberti, che ha fatto scattare pattugliamenti da parte della polizia locale. Difficile far capire alla gente che bisogna rispettare le direttive perché a rischio è la nostra salute. In questi giorni, nonostante la richiesta di rimanere a casa ed uscire solo per motivi urgenti o lavorativi, in piazza Paese sono stati segnalati assembramenti di persone. Numerose le chiamate arrivate al sindaco Katia Uberti. Ho ricevuto anche ieri più di segnalazioni che appunto in alcuni parchi, ma anche di fronte alla piazza a Paese, ragazzini, gruppi di ragazzini che continuano a giocare, ridere, scherzare, si abbracciano, magari ovviamente sicuramente i genitori sono al lavoro, non consapevoli che magari lo stesso figlio è in giro a zonzorare, a bighellonare. Non solo giovani ma anche anziani incuranti del pericolo. Ci sono ancora gruppi di ragazzi, gruppi di anziani che si ritrovano magari all'aperto, però è fondamentale evitare qualsiasi tipo di assembramento. Si deve uscire solamente per esigenze, motivate esigenze di lavoro, di salute, necessità. Queste sono le indicazioni, non dobbiamo prendere tutto sotto gamba, cioè il virus va contenuto e purtroppo si sta verificando che è un virus molto molto contagioso. È vero che è cambiato il nostro modo di vivere, spiega la Uberti, ma è solo per un breve periodo e soprattutto per tutelare la nostra salute. Nonostante gli appelli rivolti ai cittadini da parte del sindaco anche sui social, ora ha preso la decisione di far scattare i controlli. Adesso faremo intervenire anche le forze dell'ordine, cioè ho dato istruzioni stamattina al comandante di pattugliare e visionare il territorio in maniera positiva, cioè spiegare anche a questi ragazzi a cosa si va incontro. Intanto in attesa di una decisione del governo, se arriverà, di chiusura delle attività, molti comuni stanno chiudendo i mercati settimanali, tanti anche i negozi che stanno decidendo di abbassare le saracinesche in maniera completamente autonoma. Si sta allungando in tutta la Marca la lista dei comuni che con ordinanza specifica stanno sospendendo anche i mercati settimanali fino al 3 aprile, provvedimenti che fino a pochi giorni fa, forse ore, sembravano impossibili, ma l'emergenza è emergenza e la necessità ormai è anche quella di evitare il rischio di assembramenti all'aria aperta. Difficile mantenere le distanze di sicurezza tra le bancarelle, da qui lo stop da Cornuda a Conegliano passando per Pieve di Soligo e Treviso. I mercati settimanali, i mercati rionali
non consentono di tutelare adeguatamente la salute dei cittadini, quindi è un provvedimento che abbiamo deciso di assumere, così come altri comuni naturalmente, a salvaguardia dei cittadini, perché il messaggio deve essere chiaro: per tutto ciò che non è strettamente necessario restate in casa. Ma lo stop non riguarda soltanto i mercati settimanali, tante infatti sono le attività commerciali che stanno chiudendo a macchia di leopardo senza che vi sia un obbligo preciso. Basta farsi un giro per il centro di Treviso tra saracinesche abbassate e cartelli di arrivederci. Calo dei clienti e del fatturato da un lato, senso di responsabilità dall'altro, in mezzo anche l'impossibilità di far rispettare nel concreto le misure del governo. Per quanto uno si impegni, queste norme sono veramente, è difficile che in un locale non ci sia modo di tenere il contatto, per cui abbiamo deciso di chiudere. Insomma, la cosa più immediata che mi è venuta da pensare è: non mi prendo la responsabilità di questo tipo di situazione, insomma. A baristi e negozianti trevigiani arriva il plauso del comune nelle ore in cui limitare il contagio è l'unico obiettivo. E ringrazio tutti coloro che autonomamente hanno fatto appello al proprio senso di responsabilità e adottato in autonomia questo provvedimento. Aeroporto di Treviso verso una chiusura temporanea. In attesa di comunicazioni ufficiali lo scalo è deserto, ultimi voli per l'estero e il clima è surreale. I voli interni sono già stati fermati, mentre per quelli internazionali bisognerà attendere la mezzanotte di venerdì. È uno spegnimento graduale quello del Canova di Treviso, un gigante che si appresta a trattenere il respiro, così come le centinaia di dipendenti per cui si stanno attivando gli ammortizzatori sociali, mentre la società Save, che controlla gli scali veneti, è al lavoro per definire questa delicatissima fase. Riunioni si sono susseguite anche nelle ultime ore. Le principali compagnie hanno già decretato lo stop ai voli su tutte, ma non è l'unica Ryanair. Al Canova arrivano autobus vuoti, parcheggi solitamente al completo sono deserti, solo qualche straniero in fuga, la maggior parte diretta a Berlino, una delle poche destinazioni confermate in un filotto di cancellazioni, direzione Russia ed Est Europa. We leave our states. Berlin, Germany. Ma lo spegnimento del Canova è un dramma per l'intero indotto. Alcuni bar e ristoranti hanno già chiuso, improvvisando periodi di ferie. Ci sono poi tutte le altre attività. Queste rappresentanti di commercio stanno ultimando il giro clienti prima di rimanere a casa. Sicuramente è molto preoccupante la cosa. Io lavoro qui, però stiamo fortemente valutando la chiusura. Anche il settore turistico e alberghiero è in ginocchio, tanti gli alberghi chiusi in tutta la Marca e arriva una proposta da parte del gruppo turismo di Assindustria Veneto Centro, sospendere la tassa di soggiorno anche con effetti retroattivi. Mai un giorno di chiusura in 12 anni di attività, adesso in questa hall si sente l'eco, così si presenta il VHR di Treviso, forse uno degli alberghi simbolo della Marca, di certo uno dei più strategici, a ridosso della città capoluogo, vicino all'aeroporto e con un centro congressi da Guinness. Da lunedì è chiuso, inevitabilmente una struttura del genere con oltre 130 stanze può andare avanti solo con un 30% di occupazione, una soglia impossibile da raggiungere nei giorni della grande fuga e dell'appello a rimanere in casa. Sabato sera avevamo 2 ospiti in albergo. Anche questi 2 ospiti hanno preferito lasciare la struttura domenica mattina per non correre il rischio di rimanere bloccati nel nostro territorio. Di conseguenza è venuta meno proprio l'esigenza di dover tenere aperto anche l'albergo. Nelle ultime ore con Assindustria e sindacati si è trovata una soluzione per i dipendenti, in questo caso una trentina, ovvero l'attivazione del fondo di integrazione salariale. Consente appunto ai lavoratori che non lavoreranno in questo periodo di avere appunto un'integrazione salariale pari circa un 60-70% della retribuzione ordinaria. Ma Tiziano Simonato non guarda soltanto alla struttura che gestisce da anni. Come vicepresidente del gruppo turismo di Assindustria Veneto Centro, il giro d'orizzonte è molto più ampio, da qui la richiesta di misure straordinarie come la sospensione della tassa di soggiorno, misura già annunciata dal comune di Treviso, ma l'appello diretto va a tutti i sindaci del territorio. Noi chiediamo anche, se è possibile, la possibilità di poter non versare l'imposta di soggiorno
che è stata raccolta per le 2 mensilità passate, quindi gennaio e febbraio. Su questo non so se sia possibile a livello operativo, ma è una richiesta che facciamo col cuore in mano per cercare di far fronte a questa situazione drammatica per il nostro settore. E come alcuni negozi, note catene d'abbigliamento, di calzature, anche alcuni imprenditori stanno decidendo di chiudere in piena autonomia la propria azienda per tutelare la loro salute e quella dei loro dipendenti. È quello che è accaduto a Scorzè, il caso di Francesco Miatto. Io per la mia famiglia, per la mia azienda, per le famiglie dei miei collaboratori, ben 11, io da domani chiudo l'attività. Chiudo l'attività fino a data da destinarsi. La chiudo di mia iniziativa con i contro che ci saranno per un discorso economico, ma sono sicuro che la vita viene prima di tutto. Il lavoro poi, se avrò la vita, comunque posso riprenderlo in mano. Ma la priorità è la vita, ragazzi. Una decisione non certo semplice, sofferta sicuramente quella presa da Francesco Miatto, titolare insieme alla sorella di una ditta che produce tende e pergole a Scorzè. Con circa 11 dipendenti, Miatto qualche giorno fa era davanti alla TV ad ascoltare il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo l'approvazione del nuovo decreto per arginare l'emergenza coronavirus. Dopo il decreto di ieri sera, sinceramente, speravo che chiudessero tutte le aziende, perché è questa la cosa sicuramente da fare, subito, immediata, per combattere il virus. L'imprenditore ha iniziato così a riflettere su cosa fosse meglio fare, poi è arrivata la telefonata di un amico. Ho sentito un altro mio amico, che ha dei suoi coetanei, da Vo, che ha più di qualche amico dei 35-45 anni, intubato da 15 giorni. Al solo pensiero dico, ma forse non vale la pena tenere aperto, perché lo Stato mi ha detto sì, può andare a lavoro. L'iniziale idea di fermare la propria azienda è diventata una decisione concreta quando Miatto ha ascoltato le parole della sorella prima e di un amico poi, entrambi medici, testimoni diretti della difficile situazione che si sta vivendo tra le corsie degli ospedali in questi giorni. Mi hanno detto una cosa: Francesco, stai a casa tua. Fino a che lo sento sui social è una cosa, sì, ma quando lo senti in persone che sono in prima linea, questo mi fa pensare. Da qui la decisione volontaria, seppur al momento non prevista dal decreto, di fermare la produzione. E in queste ore sono diverse le catene di abbigliamento e calzature, anche di note marche, che hanno scelto di chiudere i propri negozi in tutta Italia, mentre molte aziende, laddove possibile, stanno avviando lo smart working. Il messaggio di Francesco Miatto ai suoi colleghi imprenditori è ben chiaro. La cosa importante è la vita, il resto si può fare. Io sto a casa. 60 giorni e non più 30 il termine per il pagamento delle bollette relative alla fornitura dell'acqua, in attesa di verificare se il governo assumerà la decisione di sospendere le scadenze delle bollette di acqua, luce e gas. Alto Trevigiano Servizi, in considerazione della grave situazione che stiamo vivendo, ha deliberato di posticipare di un mese la scadenza delle bollette che stanno per arrivare alle 215.000 utenze servite. Molti comuni che in queste ore si stanno mobilitando per la consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci. La parola d'ordine in questi giorni è stata a casa, è l'unica misura possibile ora per contenere l'epidemia da Covid-19. Lo dicono gli scienziati, lo ribadiscono le istituzioni, in questo momento la responsabilità è tutta in mano ai cittadini. I comuni si stanno attrezzando per andare incontro alle categorie più deboli con servizi di consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci. Uno dei primi ad attivarsi, Vittorio Veneto, con l'iniziativa Restiamo a casa. Il logo scelto è significativo, una casa con al centro un cuore e intorno uno scudo a significare come la propria abitazione rappresenti l'unico luogo sicuro in cui stare ora. C'è un servizio di ascolto, una persona che può rispondere alle domande, ai quesiti, ai dubbi, anche alle ansie delle persone più fragili, proprio per dar loro rassicurazioni. Saremo poi in grado di portare e recapitare a casa pasti caldi, qualora necessario,
Saremo in grado, grazie alla collaborazione preziosissima con le farmacie comunali, di recapitare i medicinali direttamente a queste persone e poi, grazie alla collaborazione con l'Ascom Cittadine, saremo in grado di consegnare loro la spesa. I cittadini interessati potranno contattare i servizi sociali allo 0438 56 9333. Il Comune raccomanda di aprire la porta solamente a chi si presenterà con un cartellino che riporta il logo dell'iniziativa. Sulla stessa linea di Vittorio Veneto anche Asolo con i propri servizi sociali. Offrendo la possibilità di consegna a domicilio di farmaci e alimenti, rivolto proprio a quei cittadini che al di sopra dei 65 anni che sono privi di una rete familiare di sostegno. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11, contattando i recapiti telefonici dei servizi sociali del comune di Asolo. Anche ad Asolo chi farà le consegne a domicilio sarà facilmente identificabile. Saranno facilmente riconoscibili da un cartellino identificativo rilasciato dall'amministrazione comunale. Devo essere sincero, sono estremamente commosso a dirlo. Francesco Benazzi, direttore generale dell'USL 2, commentando la comparsa all'ingresso dell'ospedale di uno striscione, dell'ospedale di Conegliano, di uno striscione anonimo con la scritta "Orgogliosi di voi, grazie". Quando mi hanno mandato la foto non sono riuscito a trattenere le lacrime, ha continuato Benazzi. Ecco, io credo che una comunità che riesce a far sentire in questo modo la propria vicinanza agli operatori che sono in prima linea giorno e notte, che ci fa toccare così con mano la propria stima e gratitudine, sia una grande, grandissima forza. Ce la faremo con l'aiuto di tutti, ce la faremo a superare anche questa prova impegnativa dalla quale usciremo più forti e più uniti. Queste le parole del direttore generale Francesco Benazzi. Ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda i dati, quindi i contagiati, li guardiamo insieme se riesco a farveli vedere anch'io. Questo riguarda i ricoveri, al momento si registrano 81 persone ricoverate in ospedale. Purtroppo la grafica è un po' piccola, comunque 81 persone in questo momento ricoverate negli ospedali del Veneto con un incremento di 13 persone. Per motivi di migrazione dei dati c'è un ritardo, ecco, nell'informazione, nell'arrivo del consueto bollettino della regione. Al momento sappiamo che sono positive 1011 persone, 38 i guariti. In totale i casi tra positivi e guariti è di 1049 persone in Veneto. Lasciamo quest'ampia pagina dedicata al coronavirus, la cronaca: incendio in un'abitazione di San Zenone degli Ezzelini, le fiamme hanno avvolto un ricovero attrezzi adibito anche a legnaia, scoppiata una bombola di gas, paura anche nell'azienda confinante. Non sono ancora chiare le cause dell'incendio che questa mattina è scoppiato in questa abitazione di via Rossini a San Zenone degli Ezzelini, incendio che ha causato anche la pericolosa esplosione di una bombola di GPL. Lo scoppio ha provocato la rottura dei vetri delle finestre del capannone dell'azienda adiacente alla casa interessata dal rogo. All'interno di questo ricovero attrezzi c'era una bombola che è scoppiata e i pezzi della stessa sono andati a sbattere contro le vetrate del capannone adiacente. Ci sono feriti? No, nessun ferito fortunatamente, nessun ferito. Per spegnere le fiamme sono giunti i vigili del fuoco da Castelfranco Veneto e Bassano. Il rogo sarebbe partito dal ricovero attrezzi, adibito anche a legnaia, struttura che in effetti ha riportato i danni maggiori. Da queste foto dall'alto si vede chiaramente la situazione. Le travi sono completamente annerite, distrutta la copertura, ma anche all'interno dell'abitazione ci sono seri danni, compromessa parte della cucina, annerite dal fumo le pareti, interessata anche la casa confinante. Sul posto i carabinieri che con i vigili del fuoco faranno chiarezza sulle cause dell'incendio che, lo ricordiamo, ha causato lo scoppio anche di questa bombola di gas. Finora non siamo riusciti a capire cosa fosse successo, stiamo verificando anche da parte delle dichiarazioni dei proprietari.
I carabinieri di Riese Pio X hanno denunciato per truffa un 29enne e una 27enne, entrambi della provincia di Udine, perché durante una trattativa per l'acquisto di una Porsche Cayenne messa in vendita su internet al prezzo di 90.000 euro, la coppia, con la scusa di dover versare al venditore di Riese un anticipo di 15.000 euro e sostenendo di essere in possesso soltanto di banconote del taglio di 500 euro che la banca non avrebbe accettato per il versamento, proponevano alla vittima di cambiare loro i soldi con banconote di piccolo taglio. Nel momento in cui l'imprenditore ha consegnato nelle mani dei due i 15.000 euro, in attesa del cambio, la coppia si è data alla fuga. E adesso è il momento di aprire la nostra pagina con le notizie da Belluno e provincia. Siamo, come ho detto prima, in attesa dei dati dell'aggiornamento da parte della Regione sui nuovi contagi, però nel bellunese rispetto a questa mattina si registra purtroppo la prima vittima alla San Martino di Belluno. Si tratta di un paziente positivo al coronavirus, una 91enne che era stata trasferita dalla geriatria di Feltre al reparto di malattie infettive a Belluno dopo il riscontro della positività al Covid-19. Sono in corso le valutazioni del caso da parte dell'Istituto Superiore di Sanità sulle cause del decesso. Per far fronte all'emergenza, oggi l'ULSS Dolomiti ha conferito 4 incarichi libero professionali a 4 medici in quiescenza che si sono resi disponibili. Si tratta dell'ex primario del pronto soccorso, dell'ex primario di medicina interna. Rientrano in servizio anche una specialista in dermatologia e un primario di urologia. Sono stati assunti a tempo indeterminato anche 43 infermieri per le necessità legate all'emergenza coronavirus e per il supporto alle unità operative. Intanto a Belluno si va verso la chiusura totale dei negozi, qualcuno l'ha già fatto per senso di responsabilità, diversa la situazione dei bar. I controlli per il rispetto delle disposizioni hanno già fatto scattare 2 sanzioni verso altrettante attività che hanno prolungato l'orario di apertura oltre le 18. È un dovere più che una situazione di responsabilità, per il motivo stesso che tutti siamo ormai coinvolti in questa cosa e dobbiamo prenderne atto. Vetrine spente, avvisi che informano la clientela della chiusura dei negozi nel rispetto delle restrizioni imposte dal decreto del 9 marzo. Il commercio bellunese si arrende all'evidenza di una situazione di estremo rischio per la diffusione del contagio da Covid-19. L'umore non è certo alle stelle. Abbiamo bisogno di fermare la macchina, fermarla e poi aspettare. Se in 15 giorni lo faremo veramente tutti, allora vedremo l'evolversi in positivo come è successo in Cina. Allora gli esempi li abbiamo già davanti, bisogna solo crederci. Bar e ristorante erano chiusi in modo programmatico, oggi stiamo valutando appunto l'idea di chiudere per forza di cose anche l'albergo. Sembra una giornata come tante quella a Belluno, una giornata feriale con un discreto movimento di persone. Certo fa impressione vedere il passaggio costante delle auto della polizia, che chiedo a Lorenzo di riprendere, della polizia locale, ma se uno si gira dalla parte opposta della piazza vede che i plateatici comunque ospitano clienti che sovente non rispettano le norme della distanza di 1 metro da una persona all'altra. Sono molte le attività chiuse, abbiamo sentito i commercianti. Il monitoraggio del rispetto delle disposizioni è scattato e nella giornata di martedì sono state sanzionate 2 attività, una in via Caffi, l'altra nella frazione di Sois, perché non hanno temperato all'obbligo di chiusura previsto per le 18. In centro notiamo che il rispetto della distanza di sicurezza fra le persone ancora non è preso in seria considerazione. Alcuni locali stanno però valutando la chiusura. Stare aperti e non vedere assolutamente gente qui è una cosa veramente inverosimile, critica appunto, e quindi stiamo valutando se tenere anche chiuso i prossimi giorni fin quando insomma che questa situazione ritorni, non dico alla normalità, insomma però migliori. Noi adesso in questo momento stiamo dando un servizio ai lavoratori del centro, però stiamo valutando assieme agli altri commercianti una chiusura totale. Lei ha deciso di chiudere? Sì, oggi è l'ultimo giorno, poi chiudiamo 10 giorni anche noi. Dato stare qui è una spesa inutile. Diversa la situazione fra gli ambulanti che forniscono beni di prima necessità. Noi per fortuna siamo all'aperto,
possiamo mantenere la distanza di sicurezza perché c'è comunque un banco che ci divide, e cerchiamo comunque di dare un servizio ai clienti. Chi è anziano, non vuole muoversi, gli offriamo anche il consegna a domicilio della spesa. La gente è molto sensibile al problema, di conseguenza quando arrivano al banco cercano di mantenere delle distanze, è una cosa molto positiva. Fanno un po' più scorta. È una squadra che sta lavorando senza sosta e unitariamente quella coordinata dalla Prefettura di Belluno. In questa fase di emergenza fondamentale è la prevenzione. Riunioni quotidiane del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica. Tutti i giorni alle 9:30 a Palazzo dei Rettori si incontrano i vertici delle forze dell'ordine, il presidente della provincia, a Campione i sindaci, il direttore generale dell'ULSS Dolomiti. Ma l'incontro vis-à-vis è destinato a durare ancora poco. È intenzione del prefetto collegarsi con i componenti del comitato in videoconferenza. Stiamo organizzando e stiamo ovviamente lavorando su due fronti. Uno, quello a cui teniamo moltissimo, che è quello della prevenzione e dell'informazione. È in capo al prefetto il compito di far eseguire le disposizioni del DPCM del 9 marzo scorso, che ha esteso le restrizioni a tutto il territorio italiano. Stiamo anche chiedendo a tutti gli uffici pubblici della provincia e ai sindaci della provincia di comunicarci, di darci assicurazione sull'attuazione delle misure. Stanno arrivando le risposte. Il Comitato svolge azione di monitoraggio sull'attuazione delle regole previste dalla norma e sull'attività da svolgere sul territorio. Le regole devono essere metabolizzate, ma i bellunesi si stanno comportando bene, dice il prefetto. Questo lo desumo sia dal fatto che appunto non abbiamo avuto riscontri negativi dell'attività di controllo, ma lo desumo anche dalle domande che ci vengono formulate, che lasciano intendere il desiderio di comportarsi secondo le regole. Il messaggio ai bellunesi è quello di rispettare le regole igieniche e di evitare le aggregazioni, in senso assoluto di evitare il contatto con l'altro e stare il più possibile a casa. Tragedia sfiorata a Lozzo di Cadore per un incendio divampato in un magazzino di un'abitazione, coinvolte 20 persone di nazionalità cinese che non sono rimaste ferite. 7 persone, tra cui alcuni minori rimasti bloccate all'interno dell'abitazione, sono stati evacuati dagli operatori facendo indossare loro i cappucci a sovrappressione per respirare aria pulita. I vigili del fuoco, arrivati da Pieve di Cadore con i volontari di Santo Stefano e Auronzo di Cadore, hanno spento le fiamme che hanno bruciato soprattutto masserizie depositate all'interno di un locale adibito a magazzino. Sul posto anche l'ambulanza del SUEM per gli accertamenti sanitari di rito. Sono ora in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'abitazione, nonché un sopralluogo per determinare le cause dell'incendio. Con questa notizia termina questa edizione dei nostri telegiornali. Adesso previsioni del tempo e poi continua la nostra edizione straordinaria iniziata questa mattina per aggiornarvi con tutti gli ultimi dati sull'emergenza coronavirus. Grazie per l'attenzione, arrivederci. Super fresco a Ponte della Priula, negozio fuori dal coro. Super fresco a Ponte della Priula, qualità al giusto prezzo. Bentrovati al meteo. Tempo ancora in genere stabile con alta pressione sempre presente e clima mite. Il dettaglio di giovedì 12 marzo. Sul Veneto sarà bel tempo con ampio soleggiamento al mattino e cielo al massimo poco nuvoloso, solo con qualche locale foschia. Più nubi a partire dal pomeriggio con cielo via via sempre più coperto e durante la notte non si esclude nemmeno qualche piovasco sul bellunese. Temperature minime tra 5 e 9 gradi, valori massimi invece tra 13 e 17 gradi all'incirca. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, sole prevalente, sarà più nuvoloso anche qui nella seconda parte della giornata e in serata non si esclude qualche precipitazione a carattere sparso. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime oscillanti tra i 15 e i 17 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato ovunque e in genere asciutto un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime piuttosto calde fino a 20 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Amaro Montegrappa, alcol da cereali con erbe ed estratti naturali. Amaro Montegrappa, chiedilo al tuo bar.